Entriamo in una carretteria siciliana, singolare artigianato diffuso in tutta l'isola. Ma nei paesetti etnei, a Trecastagni e a Via Grande, presenta i caratteri di una fantasia più gremita, che affolla lo spazio di figure nell'intrico di scene epiche e leggendarie. Paladini e reali di Francia e vespri siciliani, tranne certe vite di santi, è la stessa materia dell'opera dei Pupi e farebbe pensare a vecchie tradizioni, mentre l'artigianato dei carretti come l'opera dei Pupi non ha più di 70 anni di vita. Novelle di cantastorie divenute pannelli viaggianti. Alla policromia si aggiungono i pennacchi, i colori dei monili e dei costumi, quando i carretti trottano allegri, a suon di tamburelli e pifferi, verso cerimonie festive e nuziali. Entriamo in una carretteria siciliana, singolare artigianato diffuso in tutta l'isola. Ma nei paesetti etnei, a Trecastagni e a Via Grande, presenta i caratteri di una fantasia più gremita, che affolla lo spazio di figure nell'intrico di scene epiche e leggendarie. Paladini e reali di Francia e vespri siciliani, tranne certe vite di santi, è la stessa materia dell'opera dei Pupi e farebbe pensare a vecchie tradizioni, mentre l'artigianato dei carretti come l'opera dei Pupi non ha più di 70 anni di vita. Novelle di cantastorie divenute pannelli viaggianti. Alla policromia si aggiungono i pennacchi, i colori dei monili e dei costumi, quando i carretti trottano allegri, a suon di tamburelli e pifferi, verso cerimonie festive e nuziali.